Sicuramente l'innovazione, la tecnologia, la formazione è fondamentale e indispensabile, però questo aumento dei costi per noi sta diventando talmente critico che ci sta mettendo veramente, ci sta portando allo stremo, perché nel momento in cui io come azienda semino, ovviamente investo, perché è stupido, come si diceva, seminare e ridurre le consumazioni, non trattare, e quindi si porta a termine una cultura con quel socio di maggioranza che è il clima per noi, per cui per noi oltre a essere un investimento va oltre al rischio di impresa, perché con dei costi del genere, cioè questo sta diventando quasi un gioco d'azzardo per noi. Peraltro si chiama rischio di impresa. No. Qua andiamo oltre il successo, perché nel momento in cui io non posso scaricare i miei aumenti dei costi sulla catena successiva della filiera, mentre tutti i signori seduti qua lo possono fare, qua andiamo oltre il rischio di impresa. Se un'azienda agricola fino a qualche anno fa si produceva 70-75 quintali di grano ettaro, che è già una resa è già una resa più che dignitosa, adesso sta diventando quasi insufficiente. Però io ho visto il campo di quindi autore Bovole certo. È arrivato a 100, lo dicevo io. Ma sì, ma se no, io ci credo. Io do atto, insomma, devo dire la verità, insomma, io do atto che quest'anno i grani, se il Signore ci fa trepiare bene, se non arriva la tempesta perfetta della settimana precedente, quest'anno insomma dovremmo portare a casa dei buoni risultati, e questo do merito che insomma i protocolli utilizzati, le tecnologie e l'innovazione e anche comunque i prodotti che noi mettiamo in campo effettivamente ci portano ad avere una buona resa. Però noi non possiamo arrivare a pensare che la soluzione sia produrre regolarmente 90 quintali a ettaro, perché non ce la possiamo fare. E questa è una strategia che va benissimo nel lungo termine, ma noi abbiamo bisogno di pensare che la nostra azienda durerà almeno 10-15 anni, 20 per chi ha in mente la continuità generazionale. Per cui benissimo tutto quello che ci siamo detti, però io penso che una delle soluzioni sia intervenire seriamente su queste filiere, perché io come imprenditrice, ma penso di essere in buona compagnia, adesso noi ci sentiamo veramente presi in giro da una filiera fatta in questo modo, perché nessuno qua fa il samaritano, non lo fa la Barilla, che non vuol fare ovviamente, ma non possiamo farlo neanche noi agricoltori, dimentichiamoci la figura dell'agricoltore che lavora per passione, perché mi piace, cioè, qua, anche perché comunque cioè, qua bisogna stare a piedi e scavallare questo momento, non solo a soldi di contributi, perché ricordo che i contributi sono soldi pubblici, quindi in qualche modo devono comunque tornare al consumatore. Quindi insomma, mettiamoci tutti seriamente a vedere come sono fatte le filiere, questo è il mio parere. Do anche una buona notizia. Sentiamo, è uscita dalla cuna. No, non faccio nulla. Vorrei appena comunicato, il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha approvato la sospensione delle tariffe doganali per un anno. Doveva farlo un paio di mesi fa, forse anche 6 mesi fa, alla buon'ora ci siamo arrivati. Ok, ci stiamo. No, che ci fate ancora dentro la cuna. Lì diciamo che è una parte che bisogna anche specificare, magari non tutti lo sanno che è per il grano. Certo, noi qui parliamo di grano, però è diventato un feticcio. Diciamo che è stata una cosa voluta, espressamente voluta dal Ministro sulla spinta di un'organizzazione di categoria che non siamo noi, e in fondo, visto che tutti quanti gli altri in un modo o nell'altro sono presenti perché non potevi non essere presenti. Dopodiché, che la CUN risolve i problemi del grano duro, del prezzo del grano duro, da questo, cioè da dizione buona. Io avrei approcciato, ma io sono un semplice direttore, anche se ho avuto esperienze
avrei approcciato il problema in un altro modo, con una riforma diciamo, delle borse merci, perché questa, noi abbiamo 1000 borse merci. Il ministro l'ha fatto per quello, per chiuderne 2. Vabbè, però ce ne sono altre, Milano è privata, quindi possono dire io, non posso anche fare riferimento a Milano come fanno tutti quanti, ormai anche le cooperative fatte dagli stessi agricoltori che noi facciamo, e quindi bisogna fare dei ragionamenti non specifici, ma diciamo di una certa dimensione. Comunque, tempo per approcciare a tutti questi ragionamenti che sono stati fatti, non ce ne sono, perché poi alla fine, però siamo stati tirati in un modo o nell'altro in ballo per tante cose. Ha ragione lei, qui manca una figura fondamentale, la politica, no? Perché la politica... Dopo arriva. Vabbè, dopo arriva, però ci pensi tu, Marinaldo. Cioè, ma la politica che ha scelto nel 2021 di aderire con una larghissima maggioranza a livello europeo al Farm to Fork, al Green Deal, è questo che noi stiamo adesso, su cui voi avete fatto tutti i vostri ragionamenti, e che nonostante tutto continua ad andare avanti imperterrito rispetto anche alle situazioni geopolitiche che stiamo vivendo. Quindi poi io mi ricordo perfettamente, e sono disponibile quando se ne è parlato nel Parlamento italiano, adesso tutti sono contrari, ci sono stati dei voti all'unanimità per arrivare nel 2030 al 25% di superficie biologico e tutto quello che dice il Green Deal. Tutto l'arco istituzionale politico italiano era questo, quindi capiamoci, dopo alla fine adesso ti dicono siamo contro gli ETS, così dicono, che stiamo parlando della stessa cosa del PAM, no? Perché si tratta di queste cose qui. Allora io dico, scusa, perché invece di utilizzare gli ETS utilizziamo i crediti carbonio volontari italiani? Almeno diamo qualcosa all'Italia, almeno diamo qualcosa ai nostri. Invece no, gli ETS sono crediti carbonio obbligatori fatti da, diciamo, crediti a carbonio presi in giro per il mondo. No? Quindi, l'abbiamo anche spiegato, perché fa cassa in Europa. Perché fa cassa in Europa? Il cibo non viene drogato perché serve per mantenere l'Ucraina. Allora, visto che siamo qui fra di noi, ci diciamo le cose, io non ho nessun problema a dire le cose come stanno, perché sennò è difficile lavorare. È difficile, cioè un'Unione Europea secondo me capace dovrebbe anche interpretare le situazioni geopolitiche che stiamo vivendo, come quella che ormai, ma ce n'era stata una all'Ucraina, dal 2021 abbiamo vissuto l'Ucraina, abbiamo vissuto adesso lo Stretto di Hormuz, ce ne saranno ancora, quindi quello che è diventato un'emergenza sta diventando un tema fondamentale. Magari una delle cose che riguarda sia i fertilizzanti che anche le produzioni è il tema della cosiddetta sovranità alimentare, o il fatto di essere autonomi il più possibile, no, nella gestione, nell'avere questi tipi di... perché non è detto, adesso noi che andiamo avanti sempre così, adesso abbiamo chiuso uno zuccherificio, non c'entra con i grano tenero, ne abbiamo un altro, cioè ormai è chiuso, noi dipenderemo esclusivamente da terzi per quello che riguarda lo zucchero. Se uno ha un po' di memoria storica sa che le guerre in passato ci sono state per la mancanza di sale, zucchero, tabacco, di questi beni qui che sono imprescindibili dalla dieta umana, perché non possono non esserci. Quindi cedere all'esterno la produzione, tutti, guardate, ho letto, era dal punto di vista finanziario è insostenibile, ma non è solo un fatto finanziario, è un fatto di autonomia nazionale, perché quando c'è stato il Covid, l'abbiamo visto tutti, ognuno ha chiuso i propri rubinetti e ha detto io ce li ho, cazzi tuoi, detta come deve essere detta, e quindi noi dobbiamo fare questo ragionamento qui. Come Confagricoltura, noi a Milano ci siamo trovati 15 giorni fa, io ho partecipato proprio su questo tavolo qui e abbiamo fatto dei ragionamenti per il futuro. Qui è l'immediato che ci interessa, non il futuro del 2050, però è già importante fare questo. Avremmo voluto fare altri tipi di ragionamenti anche su
tema grano tenero sulle filiere, ma ha detto bene la mia Presidente, quindi io ringrazio ancora Arnaldo perché davvero l'incontro di oggi, e io ne partecipo a tanti incontri, è stato veramente interessante e di una qualità elevata.